Amen. Ci alziamo un attimino. Signore, noi ancora ti vogliamo ringraziare per questo giorno. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per la tua benevolenza, per la grazia che hai avuto verso di noi. Ti preghiamo, Signore, veramente di aprire i nostri cuori, di aprire le nostre menti, di aprire, Signore, veramente il profondo della nostra anima e farci comprendere la tua parola. Signore, apri i nostri occhi, gli occhi spirituali, sì, ma anche gli occhi, Signore, che tu ci hai dato quando ci hai creato e quando ci hai formato. Apri, Signore, i nostri occhi e facci vedere ogni verità affinché la verità sia libertà per noi. Si trasformi, Signore, in noi in qualcosa che ci sani e ci guarisca. Nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore. Amen. Allora andiamo a prendere Luca. Luca capitolo 4. Dal versetto 1. Luca 4, versetto 1. Un brano che dovrebbe essere familiare alle nostre care orecchie. E dice così: Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. E per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, alla fine egli ebbe fame. E il diavolo gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù rispose dicendo: Sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Poi il diavolo lo condusse su un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adorerai, sarà tutta tua. Gesù rispondendo disse: Vattene via da me, Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto: Egli comanderà i suoi angeli intorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E Gesù rispondendo gli disse: È stato detto: non tentare il Signore Dio tuo. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui, fino ad un certo tempo. Amen. Gloria a Dio. Allora, è un brano dove ci viene esposto come il nemico. Non funziona? Si sente? Come si sente? Meglio o peggio? Prova? Prova. Forse sono io che ho messo male il microfono. Come si sente? Quindi abbiamo letto questo brano. Gesù ci mostra, la parola di Dio ci mostra fino a qua qual è il sentimento del nemico, qual è il sentimento del diavolo. Il sentimento del diavolo è sicuramente quello di distruggere l'opera di Gesù, senza dubbio. Però c'è qualche cosa di particolare, qualche cosa che noi spesso non cogliamo e ci facciamo sfuggire, ovvero l'importanza della parola di Dio. Ci siete? Quanto deve pesare la parola di Dio nella nostra vita e quanto pesa la parola di Dio, quanto ha pesato la parola di Dio nella vita di Gesù e soprattutto quanto ha pesato la parola di Dio nella vita del diavolo. Ci siete? Per cui il diavolo, leggendo il versetto
4. Il versetto 3. Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra di diventare pane. Gesù gli rispose dicendo, sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio. La prima affermazione che Gesù dice al diavolo è, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Diciamola insieme, noi viviamo di ogni parola di Dio. Di nuovo, noi viviamo di ogni parola di Dio. Oh, il diavolo viene messo in crisi perché dice, va bene, ok, l'uomo vive di ogni parola di Dio, allora che cosa fa? Al versetto al versetto 9, poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto. Vedete che bravo lo diavolo. Perché sta scritto, egli comanderà i suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E il diavolo dice, ah, visto che la parola di Dio ha un così grande potere, la sfrutto. Oh, vedete quanto è intelligente il nemico, quanto è furbo il nemico. Sapete che cosa vuol dire questo? Che il diavolo ha la capacità di prendere la parola di Dio, no? E di esportela. Ha la capacità, siccome è un angelo ed è un angelo di luce, di mostrarsi come qualcosa che è divinamente ispirato, di qualcosa che viene da Dio, di qualcosa che è uscito dalla bocca di Dio. No? E la pone davanti a Gesù e ci dice, sì, ma sta scritto che se tu ti butti, gli angeli verranno incontro a te. E se vogliamo lo possiamo andare a leggere, è il Salmo 91. Senza perdere il segno su Luca, andiamo sul Salmo. Salmo 91. E dice così al versetto 11. Poiché egli comanderà ai suoi angeli intorno a te di custodirti in tutte le tue vie, essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Il diavolo sa leggere e ultimamente sa anche come funziona la televisione, internet, libri. Il diavolo sa qual è la parola di Dio e la usa contro di noi. È un grandissimo manipolatore della parola di Dio. Come funziona? Ritornando a Luca, guardate che cosa... Ci sono tre momenti. Il primo momento, se tu sei il figlio di Dio, versetto 3, di a questa pietra di diventare pane. E il diavolo conosce quali sono le nostre debolezze umane, la fame, che non può essere solo la fame di cibo, ma la fame di qualsiasi cosa. Il diavolo sa qual è la nostra debolezza e viene incontro a noi e ci dice, vabbè, se tu hai fame non ti preoccupare, ci sono io qua con te. Così ci dice. E si organizza la vita in modo tale che lui riesce, tra virgolette, a saziare la nostra vita con il suo pane, distogliendoci dal vero pane, che è la parola di Dio. Quando lui riempie il nostro ventre, quando lui riesce a riempire la nostra pancia, allontanandoci dalla parola di Dio, è riuscito nel suo intento. Ce l'ha fatta. Più avanti dice ancora, e il diavolo gli disse, versetto 6, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria. Un altro Dio. Il diavolo presenta un altro Dio che in genere è la gloria, sì, ma che viene dal denaro. E il diavolo sa che abbiamo bisogno anche di quello. E non sta dicendo una cosa fuori dal mondo. Lui ha veramente il potere di dare tutto quello che aveva a Gesù. Quando noi, più avanti che cosa gli dice? Se tu ti prostrerai a me per adorarmi. No, questo è il versetto successivo. Qua che cosa dice? Sì, giusto.
Se dunque tu prostrandoti mi adorerai. Che cosa vuole fare il diavolo? Vuole che noi mettiamo al primo posto non Gesù, ma il Dio denaro. Ecco perché molte volte noi nel Nuovo Testamento leggiamo che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli, perché è attaccato ad un altro Dio e difficilmente lui potrà attaccarsi al Dio vivente. Lui conosce le nostre debolezze e viene verso di noi, ma siccome Gesù gli risponde pan per focaccia e gli dice adorerai, com'è che gli dice? Perché sta scritto adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Vedete, le prime 2 volte Gesù risponde come si dice? Alla tentazione del nemico, alla provocazione del nemico, nominando la Bibbia. E sono rispettivamente Deuteronomio 8:3, quando Gesù dice l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio. È parola di Dio, nel senso che la troviamo nella Bibbia. Ed è in Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3. E più avanti poi che cosa dice? Se dunque, dov'è? Vattene via da me, Satana, perché sta scritto, allora il Signore Dio tuo, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Anche questo si trova in Deuteronomio, capitolo 6, versetto 13. E più avanti, siccome abbiamo detto che il diavolo è furbo, dice aspetta che la parola di Dio la conosco pure io. No? E nomina quel famoso salmo, il Salmo 91. Se andiamo a riprendere velocemente il Salmo 91, abbiamo detto che il diavolo cita dal versetto 11, poiché egli comanderà i suoi angeli riguardo a te, di custodirti in tutte le tue vie, essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Ma in realtà questo salmo non è una provocazione, si deve leggere qualcosina più sopra, perché dice così, poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie. Amen. È una protezione, una promessa che il Signore dà a noi. Va bene? Il diavolo invece la manipola, taglia quello che è l'inizio di questo brano, cioè la promessa, e la trasforma in una provocazione. Trasforma una promessa in una provocazione. E vedete che il diavolo è bravo a fare questo. Spesso e volentieri noi facciamo così pure con la parola di Dio. Ma come, Signore? Tu mi hai detto questo. Signore, tu mi hai promesso questo. Ma non lo facciamo, non ne pretendiamo che il Signore adempia ad una promessa, ma lo sfidiamo, lo tentiamo. E ci poniamo davanti a Lui esattamente come il diavolo si è posto davanti a Gesù. Ma qua dice una cosa, poiché tu hai confidato in me, io sarò la tua protezione. Capite che noi certe volte vogliamo confidare in noi stessi e comunque avere la protezione di Dio. E facciamo il gioco del diavolo. Così facciamo. Gesù come risponde a questa ennesima provocazione? Con un altro brano di Deuteronomio che si trova in Deuteronomio 6, versetto 16. Non tentare il Signore Dio tuo. Si trova in Deuteronomio 6, versetto 16. Amen. Quindi ho letto questo brano non tanto perché voglio esporvi quanto è bravo il nemico, ma quanto è brava la parola di Dio. Quanto può essere utile alla nostra vita, ma quanto è anche nel pensiero del nemico. Va bene? Alcune volte noi non riusciamo ad afferrare questo, nel senso che il nemico ha un'intelligenza
che non è superiore, tanto superiore alla nostra, se no non si ammazzerebbe la vita per cercare di distruggere Dio. Uno che pensa di distruggere Dio già perde in partenza, e lui questo ancora non l'ha compreso, cerca ancora di ottenere quel potere che non potrà mai avere. E nello stesso tempo ci sfugge il fatto che il diavolo sa le cose che devono venire, ma non sa il futuro, non le sa le cose future, sa quello che c'è nella parola di Dio. Le sa. Abbiamo visto che ci ha provato con Gesù, non vedo perché non ci dovrebbe provare con noi, con la stessa parola di Dio oltretutto. Noi oggi ne conosciamo maghi. Io l'altro giorno seguivo una trasmissione dove c'era un tizio che parlava con gli angeli, no? La metà di quello che diceva veniva dalla parola di Dio, l'altra metà era tutto un inganno. Ci siete? Per cui come noi possiamo prendere possesso del sentimento che c'è stato in Gesù? Nel senso che Gesù a un certo punto dice: sì, sta scritto come dici tu, ma sta scritto anche non tentare il Signore Dio tuo. Miei cari, dobbiamo leggere la parola di Dio, se no, quando noi leggiamo la parola di Dio, noi abbiamo conoscenza della parola di Dio, e quella conoscenza ci fortifica. Amen? Amen? Ci dobbiamo fortificare nella parola di Dio. L'altra volta abbiamo parlato di cosa? Di cercare la faccia dell'Eterno, perché cercare la faccia dell'Eterno è più qualche cosa che viene dal nostro cuore come sentimento, come preghiera. Amen? Sì o no? Amen. Quindi oggi parliamo invece di non solo cercare la faccia dell'Eterno, ma di cercare quello che esce dalla sua bocca, che non è solo la parola rivelata ai nostri cuori. Abbiamo parlato tanto della parola rivelata ai nostri cuori, del Rema, ma oggi parleremo in particolare del Logos. Quindi se questa era la premessa, figuratevi quanto durerà la predica. Amen? Amen. Ah, meno male, siete convintini. Va bene, andiamo a leggere allora 1 Samuele, capitolo 2. Capitolo 2, versetto 30. E dice così: perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero sempre camminato davanti a me. Ma ora l'Eterno dice: lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati. Che significa? Noi qua leggiamo un discorso che Dio faceva a Israele, ma non è che vale solo per Israele, vale anche per noi. Il fatto di onorare qualcuno, amen, riguarda anche noi. Noi abbiamo il compito di onorare altrettanto Dio come non l'ha fatto Israele in quel periodo. Quando noi onoriamo Dio, Lui ci onora. Quando noi disprezziamo Dio, Lui ci disprezza. Tra virgolette, può sembrare pesante, ma il senso della frase è che più in alto noi portiamo Dio nella nostra vita, più Dio porterà in alto noi. E non dobbiamo sottovalutare questo. Ma noi come facciamo a innalzare Dio? Leggendo la sua parola, conoscendolo, addentrandomi nel suo pensiero, nel suo modo di vedere le cose. Onorare la parola di Dio significa anche onorare Dio. Tanto più noi onoriamo la presenza di Dio, la parola di Dio, quella scritta, il Logos, quella che ci è stata tramandata nei secoli e nei millenni, tanto più noi lo conosciamo e lo onoriamo. Ma quando noi non ci addentriamo nella sua parola, ma come può il Signore onorarci della sua presenza? Come può il Signore onorarci della sua potenza? Perché vedremo che la parola di Dio è potente anche. Non è solo qualcosa che noi dobbiamo leggere come si legge Moby Dick. Ci siete? Ma il fatto di capire, di comprendere quello che Gesù che cosa ha fatto? Gesù non ha fatto altro che prendere la parola di Dio contro il diavolo. Ci siete? Vero è che noi dobbiamo essere spirituali e non carnali, ma quella parola che noi prendiamo la dobbiamo prendere con i nostri occhi.
che sono fatti di carne. Dobbiamo assimilarla nella nostra mente, che è fatta di carne. E quando noi la capiamo, quella diventa spirituale dentro di noi. Mentre il diavolo che cosa fa? Prende con gli occhi la parola, la mette nella sua mente, ma resta carnale. Non porta frutto. E quindi la devia e la modifica come vuole lui. Infatti esiste anche uno spirito che di reinterpretazione della parola, non di interpretazione, di reinterpretazione della parola, nel senso che fa vedere molte cose alla parola in maniera errata di quella che realmente è. La fa vedere distorta. E sapete quante ce ne sono? Io ultimamente faccio certi discorsi con persone su internet che è più barzelletta che parlare della parola di Dio. Amen. Perché è inutile andare a prendere due o tre versetti da alcuni posti sperduti della Bibbia, che non sono sperduti, però vanno a prenderli così, li staccano dal loro significato reale e gli fanno dire quello che vogliono. Ci siete? Quindi noi, per non fare questo tipo di errore, dobbiamo capire tutta la parola di Dio. Tutto quello. Sapete quante volte noi leggiamo nella Bibbia che Dio si compiace perché gli israeliti hanno distrutto un altro popolo? Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Noi sappiamo che Dio è amore, quindi quel brano nella Bibbia ha un significato che letto da solo sfugge. Letto da solo non ha niente, non ha valore. Ci siete? Perché non vuol dire niente quel brano. Dio non si compiace della morte di nessuno. No, non si è compiaciuto quando è venuto Gesù, non si compiace oggi e non si compiaceva neanche 2000, 3000, 5000 anni fa. È ovvio però che quel brano deve avere un significato. Ma se noi andiamo a prendere dalla Bibbia solo quelle parti dove Dio è arrabbiato, dove Dio è sempre incavolato, dove Dio sempre manda distruzione, morte e via dicendo, non ha senso. Quella non è parola di Dio. Come il diavolo, facciamo come il diavolo, andiamo a prendere quello che ci conviene, quello che ci serve per accusare, quello che ci serve per denigrare, quello che ci serve per annientare l'opera di Dio e per certe volte anche per annientare noi stessi. Noi, leggendo alcune parti della Bibbia senza spirito, in maniera carnale, ascoltando più la voce del diavolo che la voce di Dio, ci sviamo da soli, non è che ci vuole niente. Ecco perché è importante anche la Chiesa. Ecco perché è importante stare insieme, perché l'uno con l'altro ci edifichiamo e dove c'è la mancanza di qualcuno supplisce l'altro. Amen? Amen? Amen. Ok. Quindi Dio onora chi onora la sua parola. Andiamo a leggere Isaia 55, versetto 10. Isaia 55. Dal versetto 10 dice così. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola, che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente, ciò per cui l'ho mandata. Amen. Quindi la parola di Dio ha una potenza dentro di noi. È lo stesso della pioggia o della neve che feconda la terra. Quindi quando noi ci proponiamo di mettere nel giusto posto la parola di Dio, quello che è uscito dalla sua bocca, dentro di noi fa frutto, deve fare frutto. Abbiamo parlato anche del seme, vi ricordate, che cade sulla buona terra. È inutile, quando Dio manda la sua parola, quella non ritorna a Dio. L'acqua quando arriva a terra che fa? Feconda, ma dalla terra se ne deve ritornare al cielo. È il ciclo dell'acqua. Chi l'ha studiato? Bravo, una sola. È il ciclo dell'acqua, ma in questo ciclo deve
fare qualche cosa, deve succedere qualche cosa. Questo è il ciclo della parola di Dio che deve scendere su di noi. Non sottovalutiamo questa cosa. Quando noi mettiamo da parte la Bibbia per fare i nostri comodi, noi stiamo sottovalutando quell'acqua che ci irriga, quell'acqua che fa germogliare in noi il seme. Ci siete? Il fatto che Dio parli è qualcosa di potente, ma il fatto che noi riusciamo ad assimilare la parola di Dio dentro di noi ha una potenza, ha una grande potenza. E guardate che non dipende dalla parola di Dio, dipende da come noi ci apprestiamo a leggere la parola di Dio, perché come abbiamo visto anche il diavolo sa leggere la parola di Dio, ma non produce lo stesso frutto. Anche il diavolo riceve quell'acqua, ma non produce lo stesso frutto. Amen. Quindi noi dobbiamo far sì che quest'acqua riesca ad irrigare questo seme che è dentro di noi. Noi ci dobbiamo impegnare oggi, seriamente, a dare un posto d'onore alla parola di Dio. Amen. Diciamolo insieme: io, Signore, mi impegno a dare onore alla tua parola. Amen. Romani 10. Versetto 17. La fede viene dunque dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Semplicissimo. Da quello che noi ascoltiamo traiamo le nostre conclusioni. Questo vale anche nella carne, nel mondo. È vero? Quando noi sentiamo un telegiornale, no? Quello che noi ascoltiamo al telegiornale, ci facciamo un'idea di quello che ci viene detto. È vero? Sì o no? Non è così? Ci facciamo un'idea di quello che ci viene detto. E il problema è che non ci facciamo un'idea di quello che non ci viene detto. Ci siete? Tante cose vengono omesse, messe da parte, nascoste volontariamente, perché la notizia deve portare ad un coinvolgimento di chi ascolta. E se la notizia porta, diciamo così, un sentimento opposto a quello che vuole il governo di solito, no? Quello fanno in modo che quella notizia invece porti un altro tipo di sentimento, cioè che sia a favore. Ci siete? Quello che ci viene proposto, e vale questo dappertutto, anche quando noi studiamo sui libri di storia. Di solito, come si dice, i vincitori fanno la storia. Mai si racconta la storia dalla parte di chi perde. Qualcuno di noi può essere d'accordo, non d'accordo, ma questa è la realtà. Qualsiasi cosa noi leggiamo, noi prendiamo atto di quello che leggiamo, ma non possiamo prendere atto di quello che non leggiamo. Ci siete? Ora, siccome il diavolo invece ha dato grande importanza alla parola di Dio, tanto da porla a Gesù stesso, che è la parola di Dio, noi sappiamo che la parola di Dio è verità assoluta, nel senso che la parola di Dio non omette. Quello che noi leggiamo è, non ce n'è omissione. Se Dio era fatto di carne anziché di spirito, cioè se Dio fosse stato un uomo anziché essere Dio, avrebbe nascosto alcune cose che nella Bibbia sono scomode. Il peccato di Davide, perché raccontarlo? Non ha senso. Ma siccome Dio è verità, Dio racconta la verità così per com'è, ma nello stesso tempo ci mette anche il suo, ci mette il suo cuore, ci mette la sua potenza. E il diavolo ha preso una parte della Bibbia e l'ha modificata. Poi vi ricordate, sicuramente vi ricordate, è successo da poco, quando quello che è successo in Francia, per quella ragazza italiana che è morta. Va bene? Ci siete?
Hanno detto tante cose, che era ad un concerto, che gli islamisti sono contro la musica, sono contro la cultura e via dicendo, però non hanno detto altre cose, che in quel momento, in quel luogo, stavano facendo un rito satanico. Vedete che la massa poi non segue lo specifico, la notizia quella specifica, segue quello che la televisione vuole che noi ascoltiamo. Dico, senza mettere in dubbio della morte giusta o ingiusta, non ci interessa, ma a noi interessa la parte spirituale di questa cosa. Evidentemente il diavolo sapeva che quello che stava facendo, e anche le persone che erano là dentro sapevano quello che stavano facendo, stavano evocando il diavolo. Per cui ognuno tragga le sue conclusioni, ma secondo la parola di Dio. Amen? Ci siete? Quindi, a prescindere che sono gli islamisti buoni, cattivi, io non dico che sono buoni, c'è un movimento satanico anche da quella parte, un movimento che ci vuole distruggere e fa tutto parte di un piano che il nemico vuole organizzare, ma che poi alla fine non sa organizzare, perché quelli che sono suoi, Dio li trattiene dal male. Amen? O comunque sono protetti nel suo cuore. Nessuno di noi andrebbe ad un concerto, no? Quindi io dico che là dentro cristiani non ce n'erano, senza dubbio, a mano sul fuoco. Ci siete? Ma nello stesso tempo noi abbiamo rispetto, sì, di Dio in questo senso, ma abbiamo poco rispetto di Dio nel senso di innalzare la sua parola, di farla nostra, di metterla dentro di noi, di fare nostre sì le sue promesse, senza però fare la parte del diavolo e diventare arroganti come lo stato lui. Amen? Andiamo a leggere anche Osea. Osea 6, versetto 4, un altro brano conosciuto. Allora, no, scusate, non è Osea 6. È Osea 4, versetto 6. Non è Osea 6, versetto 4, ma è Osea 4, versetto 6, pure sottolineato. E il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rigettato la conoscenza, anch'io ti rigetterò dal mio sacerdozio. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Quindi dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Naturalmente si riferisce alla mancanza di conoscenza che viene dalla parola di Dio. Vedete quanta perdita c'è? La nostra ricchezza è avere la conoscenza della parola di Dio. E più noi abbiamo conoscenza, più noi cresciamo nello Spirito, più noi produciamo anche benedizione per le nostre famiglie, per i nostri figli. Più noi abbiamo la conoscenza della parola di Dio, più in noi viene la benedizione. Vedete che l'ignoranza della parola di Dio porta maledizione. L'ignoranza della parola di Dio ci porta a deviare. Noi possiamo leggere qualsiasi cosa in questo mondo, qualsiasi cosa. Io non sono contro nessun tipo di lettura, ma quando noi ci apprestiamo a leggere qualche cosa dobbiamo avere prima in mente, chiaramente in mente le cose di Dio, cioè della sua parola, perché qualsiasi altra cosa noi leggiamo mettendo da parte la parola di Dio ci devierà, sicuro. Se noi vogliamo camminare in questo mondo, nella libertà di questo mondo, noi non dobbiamo mai prendere in mano Kalashnikov e andare a sparare a gente che non è cristiana, nella maniera più assoluta. Noi dobbiamo prendere la parola di Dio dentro di noi e tutto il resto farlo filtrare dalla parola di Dio, tutto il resto deve passare attraverso questo velo. Sapete, oggi
cammina una mentalità che è per me assolutamente sbagliata, cioè quella che dobbiamo essere aperti e fare entrare tutto. Non è così. No, mi dispiace, io mi ribello contro questo modo di pensare, perché significa che se io apro le porte e faccio entrare tutto, può entrare qualsiasi cosa. E per la mia apertura non può rischiare la mia casa. E allora come si fa ad essere aperti, ma nello stesso tempo a filtrare? Basta mettere una zanzariera. Una volta all'Ascari, io ho una zanzariera fatta un po' così, molto, molto grezza, fatta da me. Una volta mi sono preso uno spavento perché un gatto, pensando che non c'era la zanzariera, mi stava entrando a casa. Ok? È già un primo filtro importante nella nostra vita, cioè mettere un velo, qualcosa che impedisce di far entrare qualcosa di cattivo. Ci siete? Dobbiamo mettere la zanzariera. Ci siete? Sì. Che cosa dobbiamo mettere? La zanzariera. Pure il gatto viene bloccato dalla zanzariera. Amen? Noi siamo nello stesso tempo aperti, nel senso che noi vediamo quello che accade fuori, sentiamo quello che accade fuori, respiriamo quello che c'è fuori, ma siamo protetti. Se noi togliamo questa zanzariera può entrare qualsiasi cosa, le zanzare, le mosche che sono servi del nemico. Belzebù significa principe delle mosche. Grilli, gli scarafaggi. Niente dicete. E cioè, già a me divento pazzo pensando che devo dormire con uno scarafaggio che mi cammina casa a casa. Non esiste. Quindi anche spiritualmente, se ci viene questo schifo a livello umano, spiritualmente dobbiamo ragionarci come fare per mettere un filtro e poi dalla porta possiamo far entrare chi vogliamo, ma prima noi dobbiamo mettere un filtro e questo filtro è la parola di Dio. Amen? Quindi via l'ignoranza dalla nostra vita, basta ignoranza, perché per l'ignoranza noi manchiamo per noi stessi. Vedete, a Dio non è che gli importa granché. Alla fine lui li trova i suoi servi, quelli che l'adorano, li trova quelli che vogliono stare con lui. Quando lui ci incoraggia in questo senso è perché lui ci tiene a noi. Amen? Andiamo a leggere Proverbi, capitolo 4. Sicuro. Capitolo 4, versetto 20. Casomai sarà Proverbi 20, versetto 4. Allora, abbiamo detto capitolo 4, versetto 20. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Non ti allontani mai dai tuoi occhi, custodiscilo nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il loro corpo. Amen. Quindi, ci siete? Che cosa vuol dire? Guardiamo. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole. Porgi? Dobbiamo porgere? Dobbiamo porgere? Cosa? Che significa porgere l'orecchio? Ascoltare. Ascoltare, dobbiamo stare attenti. Perché ci può essere una parola che ci viene rivelata direttamente, un rema, abbiamo detto, qualcosa che viene direttamente dallo Spirito Santo, ma non è detto. Una parola anche scritta che ci viene annunciata. Va bene, dobbiamo porgere l'orecchio, significa porre attenzione. Sapete quanta gente arriva, quanti ragazzini, non sono tantissimi, ci sono, quelli che basta che stanno a scuola, ascoltano la lezione, manco devono leggere più, già hanno imparato. È vero? È vero, io non ero uno di quelli. Meno male, ce ne sono tanti compagni di viaggio, meno male. Io devo leggerla prima, devo leggerla e non una volta, 2 volte, 3 volte per capire quello che mi dice quel brano. Anzi, ora magari siamo più grandini, ci alleniamo meglio. Ma quando eravamo piccoli
C'era chi aveva questo talento, per me era un talento, perché non facevano un tubo, se ne andavano poi a giocare a calcetto, campagna campagna, io invece a casa a studiare. E hanno pure voti buoni. E comunque. Quindi dobbiamo avere questa capacità in noi, cioè quella di ascoltare la parola di Dio e di assimilarla. Poi però dice ancora un'altra cosa, non si allontani, no, porgi l'orecchio dai miei detti, non si allontani dai tuoi? Dai tuoi? Occhi. Dai tuoi? Occhi. Più forte. Occhi. Dai tuoi occhi, nel senso che si deve leggere. Si deve leggere. Se non si legge, non si memorizza. Anche la persona più attenta, cioè che con le orecchie ascolta la parola di Dio, arriva a capire il significato, per imparare a memoria qualche cosa, uno la deve leggere tante volte. Questo vale per tutti. C'è chi la legge 3 volte e se la impara a memoria, c'è chi la legge 50 volte, io arrivavo anche a 150. Non vi sto scherzando, io leggevo una poesia di, che ne so, 40-50 righe, la leggevo 150 volte, 200 volte, ad alta voce, e alla fine non la imparavo. Però succedeva che durante la notte, non lo so che cosa succedeva, durante il sonno continuavo a ripeterla e l'indomani la sapevo bene. La mente comunque è così, anche spiritualmente, quando noi leggiamo la parola di Dio, perché il Signore ci dice di meditarla? Perché più sotto ci dice nel cuore. Perché la ascoltiamo, la leggiamo, magari subito non ci arriviamo, ma quando noi la tratteniamo nel cuore la capiamo. La capiamo. Vedete, io tante parole ormai non me le scordo più, perché mi hanno colpito, mi hanno toccato, le ho lette tante volte. Se mi dite dove si trova, magari ho un po' di panico. Ma se mi dite che cosa dice, che cosa ha detto Gesù in quell'occasione, ve lo so dire. Se mi dite che cosa ha scritto Pirandello, una poesia di Pirandello, boh, non mi ricordo. Magari se la iniziate voi poi mi viene qualche cosa in mente. Forse. Però vi voglio dire questo, che è importante. Poi più sotto dice infatti custodiscela nel centro del tuo cuore, cioè fanne una cosa importante della tua vita. Significa ascoltala, leggila e fa che diventi importante per la tua vita. Secondo me poi il versetto 22 dice quello che deve dire. Dice così, perché sono vita per quelli che la trovano, guarigione per il loro corpo. Se la mancanza di conoscenza porta nella nostra vita l'allontanamento di Dio, la conoscenza della sua parola, quando noi la mettiamo al centro del nostro cuore, porta guarigione al corpo. Qua è la parola di Dio che lo sta dicendo, porta guarigione al corpo. Molte delle nostre malattie vengono dalla nostra mente, dal nostro modo di pensare, dal nostro modo di vedere le cose, o anche peggio, dal modo di vedere le cose come le vede il mondo, come ce le propongono. Viene dall'afflizione, dall'angoscia, dalle paure, dalla depressione. Più noi riempiamo la nostra mente, il nostro cuore della parola di Dio, più togliamo spazio ai pensieri del mondo. Più in noi entra la luce, più le tenebre se ne vanno. Noi dobbiamo prendere una decisione, quale deve essere il nostro cammino. Noi siamo come se fossimo in una strada, da una parte c'è una grande luce, no? Che è la parola di Dio. Se noi andiamo verso quella luce, lasciamo dietro di noi l'ombra. C'è, ma è dietro di noi. E più ci avviciniamo alla luce, più quell'ombra si affievolisce. Se durante il cammino noi ci giriamo per guardare la nostra ombra e decidiamo di seguire la nostra ombra, più noi ci allontaniamo dalla luce, più noi guardiamo alla nostra ombra, guardiamo al nostro lato negativo, guardiamo alle tenebre. E più ci allontaniamo dalla luce, più ci allontaniamo dalla luce, più ci allontaniamo alle tenebre, ci avviciniamo alle tenebre. Ci siete? Dipende da che cosa noi guardiamo, se guardiamo alla luce o guardiamo alla nostra ombra. Se guardiamo verso Dio, guardiamo a quanto siamo attaccati a questa terra.
Guardate che la parola di Dio, quando noi la leggiamo, l'ascoltiamo, la leggiamo e la assimiliamo, porta guarigione nella nostra vita. E non è solo a livello spirituale. Qua l'autore dei Proverbi ci sta dicendo che porta guarigione al nostro corpo. E dobbiamo credere in questo. Caspita, il diavolo ci credeva, ci crede. Lo sa che è così. Lo sa che è così. E sapete che cosa farà il diavolo? Fra 3 giorni, fra 10 giorni, fra 20 giorni, no? Verrà verso di voi e vi dirà: ma come? Dice che la parola di Dio ti guarisce nel corpo. E tu perché non sei guarito? Così ci dirà. Sapete perché? Perché taglia. Prende quello che gli conviene, il diavolo. E non dice qual è tutta la verità, perché tutta la verità è: figlio mio, fai attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non ti allontani mai dai tuoi occhi, custodiscila nel centro del tuo cuore. Questo il diavolo non ve lo dirà. Come ha fatto con Gesù. Con Gesù non gli ha detto: sai, se tu sei, ti affidi completamente a Dio, stai tranquillo che se inciampi manderai i tuoi angeli. No, non gli ha detto così, gli ha detto: ma come? Dio non ha detto che se ti butti i tuoi angeli ti prenderanno sulle braccia? Questo significa conoscere la parola di Dio, questo significa assimilarla, non tagliarla male, ma prendere quello che è tutta la parola di Dio e assimilarla. Perché è vero che c'è una promessa, che il nostro corpo guarirà, ma quella promessa ha un sé. E quel sé è che dobbiamo ascoltare, leggere e assimilare la sua parola. Amen? L'ultimo brano, Giovanni capitolo 5. La quarta lettera di Giovanni. C'è qualcuno che non ha riso, secondo me, la sta cercando. Giovanni capitolo 5, versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E questa non è una cosa che avverrà solo quando il nostro corpo ci abbandonerà per seguire la terra. Questo avviene già ora. Noi viviamo nella vita. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, noi siamo vivi. Noi abbiamo gli occhi aperti su tutto. In noi c'è il sentimento di scoprire la verità. Amen? In noi c'è la vita. E non è uno scherzo. Tanto più noi ascoltiamo la parola di Dio, tanto più Dio entra dentro di noi. Noi possiamo predicare agli uccelli del cielo, ci ascolteranno magari, per chissà quale miracolo, ma non potranno assimilare la parola di Dio. Non è per loro, è per noi la parola di Dio. E serve a dare vita a noi. Nel nome di Gesù, ascoltate questa cosa perché è importante. Dobbiamo ascoltare, vedere e assimilare la parola di Dio. Dobbiamo ascoltare insieme. Ascoltare, vedere e assimilare. Amen. Signore, ci alziamo. Signore, noi veniamo alla tua presenza e ti ringraziamo. Perché tu per certo non ci vuoi ignoranti, Signore. Tu per certo non ci vuoi gente ciucca. Signore, non ci vuoi asini per quanto riguarda le tue cose. Possiamo essere intelligenti per il lavoro, per la politica, per la scuola. Possiamo essere intelligenti, Signore, e bravi nello scrivere, nel cantare, nel recitare poesie. Signore, possiamo essere talentuosi in ogni cosa. Ma se dentro di noi manca la tua parola, se nel centro del nostro cuore manca la tua parola, Signore, noi siamo morti e siamo senza vita. E questa mancanza di vita, Signore, porterà in noi malattia, porterà in noi morte. Non vogliamo, Signore, che il nemico ci superi in questo e prenda un voto più alto, Signore.
ma aiutaci, Signore, a dedicare del tempo alla Tua parola, a mettere del tempo, Signore, allo studio della Tua parola, a leggere, Signore, non studio a livello umano sicuramente, Signore, ma a quel tipo di studio, Signore, che impegna i nostri orecchi, i nostri occhi e il nostro cuore, a quel tipo di studio, Signore, che ci fa crescere nelle cose spirituali, a quel tipo di studio, Signore, che deve essere guarigione per il nostro corpo. Non permettere, Signore, che il diavolo venga verso di noi e dica io ne so più di te, Signore, perché non è così. Non è così, Signore. Tu ci hai scelto, Signore, per svergognare il diavolo. Come ha fatto Gesù, come hai fatto tu, Gesù. In quel giorno l'hai svergognato e gli hai detto sta scritto. 3 volte gliel'hai detto, Signore, e 3 volte l'hai umiliato. Signore, noi vogliamo diventare strumento nelle tue mani. Vogliamo essere, Signore, come quella penna che scrive poesie, quella penna, Signore, che scrive cose meravigliose, ma vogliamo, Signore, dentro di noi quell'inchiostro necessario, quell'inchiostro sufficiente, Signore, per riempire pagine, pagine e pagine, Signore, della Tua gloria, pagine e pagine, Signore, della Tua maestà. Signore, intervieni nel nome di Gesù Cristo, rendici, Signore, persone avvedute, persone che, Signore, che sanno quello che deve essere messo al primo posto, persone che, Signore, che mettono al primo posto la Tua parola, quello che è uscito dalla Tua bocca, l'insegnamento, Signore, che ci è arrivato fino a noi oggi nella Tua parola. Nel nome di Gesù, Signore. Arriva fino a lì, Signore, fino al centro del nostro cuore. Arriva a toccare, Signore, veramente il centro del nostro sentimento. Toccaci, Signore, Dio misericordioso. Vogliamo avere quella conoscenza, Signore, che il mondo non ha e non può avere. Quella conoscenza che il mondo addirittura rigetta, Signore. Quella conoscenza, Signore, che lega a te, che ci lega a te, Signore, e che ci scioglie da questo mondo, dal ragionamento stupido, Signore, a volte anche distruttivo di questo mondo. Vieni, Signore Eterno, nel nome di Gesù. Allontana da noi ogni forma di ignoranza. Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Allontana, Signore, da noi ogni forma di ignoranza che diventa maledizione su di noi, che diventa distruzione, che diventa morte su di noi. Signore, nel nome di Gesù Cristo, Signore. Noi ci impegniamo quest'oggi, Signore, a mettere nel giusto posto la Tua parola. Alla giusta riverenza, Signore, la Tua parola. Vieni, Signore, nel nome di Gesù Cristo, perché la Tua parola è vita. E quando noi leggiamo questa parola, Signore, noi stiamo ascoltando la Tua voce. Vieni, Spirito Santo, convincici, metti, Signore, questo peso dentro di noi, questo peso nel nostro cuore, Signore. Non permettere che qualcos'altro prendi il posto della Tua parola, Signore. Non permettere che altri scritti, Signore, prendano questo posto, Signore. Ma prima di ogni cosa, al di là, Signore, di ogni altra scrittura intelligente di questo mondo, Signore, dacci intelligenza sulla Tua parola, dacci intelligenza, Signore, su quello che è uscito dalla Tua bocca, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù. Qui non si tratta di miracolo, qui si tratta di impegno, e noi vogliamo impegnarci, Signore, in questo senso, nel nome di Gesù. Grazie, Signore Eterno, Tu sei benedetto e santo. Per certo, Signore, Tu agirai questa sera. Per certo, Signore, la Tua parola di oggi, Signore, quello che Tu ci hai annunciato porterà guarigione dentro di noi, porterà liberazione dentro di noi. Nel nome di Gesù, Signore, muoviti con questa parola come l'acqua, Signore, che scende dal cielo. Non permettere, Signore, che la Tua parola scenda senza ritornare a Te, senza frutto, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, in questo momento fa che la Tua parola sia feconda dentro di noi, Signore. Feconda i nostri cuori, Signore, con l'acqua che scende dal Tuo cielo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, per la Tua gloria, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Signore. Muoviti oggi. Muoviti ancora con potenza, Signore. Muoviti, Signore, stendi la Tua mano e continua, Signore, a toccare i cuori, continua a toccare le menti, continua a toccare i corpi, Signore, per guarirli, Signore, per liberarli, per sanarli, Signore, e renderli gloriosi, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Signore. Gloria a Te, Signore. Amen. Grazie, Gesù.
splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Oh Gesù, tu sei pane di vita, sei la fonte che disseta, solo tu mi sazierai. Oh Gesù, sei il fuoco che consuma, sei la pioggia di primavera, dalle tue mani riceverò. Egli è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Oh Gesù, tu sei il pane di vita, sei la fonte che disseta, solo tu mi sazierai. Oh Gesù, sei il fuoco che consuma, sei la pioggia di primavera, dalle tue mani riceverò. Egli è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Egli Alleluia, tu sei, Signore, tu sei lo splendore, tu sei l'assenza del Padre, Signore. Tu ci sostieni e ci sosterrai ancora su questa cosa, Signore, perché non permetterai, Signore, che noi andiamo alla deriva, Signore, che noi veniamo schiacciati da Satana, Signore, dalle sue menzogne, Signore. Tu veramente aprirai la nostra intelligenza, tu veramente depositerai la tua intelligenza in noi, Signore. Tu permetterai veramente che in noi ci sia la tua conoscenza, affinché nessuno, Signore, con la propria menzogna, Signore, dice al contrario, Signore. Noi vogliamo essere pieni della tua sapienza, Signore, perché non vogliamo perire per mancanza di conoscenza, Signore. Perché veramente nessuno ci possa prendere in giro e manipolare le cose, Signore, la verità, Signore. Ma noi vogliamo confutare ogni menzogna in verità, Signore Gesù. Noi vogliamo veramente che nasca questo ardore della tua parola. Non vogliamo saziarsi di pane, non vogliamo essere, Signore, deboli in questo, Signore. Corriamo subito quando abbiamo fame, della fame materiale, Signore. Ma non corriamo, Signore, quando veramente dobbiamo mangiare il tuo cibo, Signore. Noi vogliamo fare al contrario, Signore. Che quando ci assale quella fame, Signore, materiale, noi vogliamo venire a te, Signore, perché veramente la tua parola ci dà vita, Signore. Veramente il cibo materiale ci vuole, ma quello perisce, Signore, e noi vogliamo quello che dura in eterno, Signore. Noi vogliamo bramare, noi vogliamo accostarci alla tua parola, Signore. È vero quello che ti ha detto il nostro pastore, quello che la tua parola dice, Signore, che a volte noi ci ritroviamo sempre malati nel corpo, Signore. La tua parola è chiara, Signore, perché la tua parola libera, Signore. La tua parola dice che non è erba, non è mogliente, guarì, ma tutta la parola che sana, che libera, Signore.
Tu parla abbondantemente, Signore, che la tua parola guarisce, Signore. Corriamo subito nei medici, Signore, quando stiamo male. Signore, no a te, che tu sei il guaritore, il medico per eccellenza, la medicina vera, Signore. Noi vogliamo stare con te, vogliamo confidare in te, non nell'uomo, Signore. Veramente cosa ci potrà dare l'uomo, Signore? Niente, Signore, ma tu sì, Signore, perché è tutto nelle tue mani, tutto procede da te. Vita, morte, miracoli, tutto procede da te, guarigione, liberazione. E noi vogliamo stare legati a te, non vogliamo distaccarci da te, Signore. Vogliamo veramente, come ti ha detto il nostro pastore, Signore, vogliamo veramente avere occhi per la parola. Vogliamo avere sete per la tua parola, Signore. Vogliamo avere orecchio per ascoltare quello che tu ci dici attraverso la tua parola, Signore. E vogliamo veramente, Signore, avere un cuore ben disposto, un cuore largo, Signore, affinché la tua parola venga depositata, Signore. Affinché veramente possa avvenire un cambiamento dentro di noi, Signore. E ricercare solo il tuo volto, e ricercare le tue cose, Signore. Quelle cose che ci danno vita, quelle cose che veramente durano, Signore. E non quelle cose che ci fanno morire, Signore. Tu ci hai chiamato alla tua mirabile luce, Signore, e noi non vogliamo tornare indietro, Signore. Non vogliamo tornare nuovamente ad essere manipolati da Satana, ma vogliamo essere strumenti nelle tue mani. Vogliamo essere guidati da te, Signore. Tu che ci porti alla verità tutta intera, alla libertà intera, Signore, alla vita intera, Signore. Ti adoriamo, Signore. Tu ci ami. Tu ci ami un amore eterno, se no, Signore, non ci daresti questo, se no non ci apriresti gli occhi per sapere, non ci stapperesti le orecchie per veramente intendere quello che tu ci dici, perché veramente tu vuoi che noi viviamo e che il nemico stia lontano da noi, Signore. Onore a te, Signore. Onore, onore, tu meriti di essere onorato, Signore, con la nostra vita, Signore, con il nostro corpo, con il nostro comportamento e con l'ubbidienza. Gesù, alleluia. Gloria, tu sei il Re, grande e meraviglioso. Alleluia, Gesù. Alleluia. Santo, Santo sei, mio Signore, Redentore. Cuori a te, Dio creatore, degno sei, Signore, degno sei,
noi veniamo davanti a te per adorarti, Re. Noi ti offriamo i nostri cuori a te, Dio creatore. Signore ha dato occhi per guardare, orecchie per ascoltare. Amen.